E parliamo della caccia al tesoro ad Adria del 1° dicembre dedicata a Luigi Grotto. Un saluto a tutti da parte di Andrea Bolognese, eccoci qua dal gruppo Facebook il blog di Adria e del Polesine, anzi il blog di Adria, Polesine, Eventi, Veneto, Delta del Po. Ecco qua, e poi abbiamo anche l'omonima pagina Facebook. Comunque vi ricordo che sul nostro gruppo potrete tranquillamente condividere i vostri locandini e manifestazioni, fate pure, non c'è nessun problema. Ok, siamo qua per questo. Ci divertiamo a farlo e siamo contenti. Allora, parliamo di una cosa senza precedenti. Infatti domenica 1° dicembre 2019 ad Adria ci sarà la caccia al tesoro, i segreti di Luigi Grotto, il cieco di Adria. Sì, saranno, allora, è aperta a piccoli gruppi, ok, e praticamente Adria diventerà il terreno di battaglia, cioè il centro storico, e questa cosa è per far conoscere il centro cittadino, la città di Adria, e anche uno dei suoi maggiori artisti, cioè Luigi Greco, il Grotto. Infatti in collaborazione, allora questa cosa nasce in collaborazione con la città di Adria, Proloco e il Museo Archeologico Nazionale di Adria, che appunto invitano a questo evento che è senza precedenti ed è inserito nella rassegna Veneto Spettacoli di Mistero, creato da Play the City. Quindi, come funziona? La caccia al tesoro del cieco di Adria vi condurrà divisi in piccole squadre alla scoperta del centro storico di Adria, attraverso alcuni estratti dei testi di Luigi Grotto e testi che parlano di lui e della sua storia. Vi porteranno a scoprire particolari nascosti della città, ogni tappa un gioco da risolvere, ogni tappa un luogo di Adria, e poi dovrete farvi anche delle fotografie e condividere nei social. Vabbè, insomma, vi lascio il link per scoprire l'evento sul post di questo video. Voi cliccate sopra, andate a vedere che poi ci sarà anche tutto quanto, e ulteriori informazioni potete chiederle alla Proloco di Adria. Quindi ricordate, domenica 1 dicembre 2019 ci sarà la caccia al tesoro ad Adria, i segreti di Luigi Grotto, detto il cieco di Adria. Grazie a tutti per l'ascolto, mi raccomando cliccate sul link che trovate sul post, perché così andate a vedere con i vostri occhi l'evento. Ok, grazie da Andrea Bolognese. Vi ricordo anche il nostro gruppo Facebook, il blog di Adria, Polesine, Eventi del Po Veneto, per condividere le vostre locandine, le vostre manifestazioni, fatte pure, oppure anche solo per venire a curiosare. E poi vi ricordo anche l'omonima pagina Facebook. Ok, grazie a tutti, ciao ciao, alla prossima.